un faro. Quando entrava in una stanza la illuminava, una persona carica di positività, di sorriso, riusciva a legare veramente con tutti e non lo si dice perché è mancata, è la verità. Mocchi, come la si chiamava. Mochi non c'è più, tradita dalla montagna che tanto amava, lei che delle vette conosceva ogni segreto, lei che teneva le lezioni di organizzazione, salute e gestione dei rischi alle nuove leve. Monica Reginato è morta ieri dopo essere precipitata per 300 metri nel canalone Comici. Aveva insieme a 3 compagni esperti raggiunto la meta e si stava preparando alla discesa. Sicuramente si sono fermati per cambiare l'assetto, quindi togliere gli sci e indossare i ramponi perché il pendio sottostante era più duro, più ghiacciato, non era sciabile e per scendere in sicurezza, così come va fatto. Probabilmente in quel momento ha perso l'equilibrio, è successo qualcosa di inspiegabile. Era preparata ad affrontare itinerari come quello di ieri, però c'è sempre l'imprevisto, c'è la fatalità. Sempre aggiornata Monica, preparata, la montagna non l'ha mai sfidata. Ricordo che abbiamo fatto tante ferrate, ma abbiamo fatto anche tante rinunce. Questo per dire che Monica era una che non aveva paura di affrontare le difficoltà, ma aveva anche la capacità di saper riconoscere i momenti in cui bisognava rinunciare e quindi avventurosa sì, ma spericolata no. Si stringono in un abbraccio di conforto Emanuele Confortina, direttore della scuola di alpinismo Torri e il presidente del CAI di Castelfranco, con cui nel 2003 Monica iniziò l'avventura della montagna con la scuola di escursionismo. Sezione di Castelfranco già duramente provata dalla perdita di Davide Miotti e della compagna Erika, morti nella tragedia della Marmolada. Nel 2016 la sezione pianse i giovanissimi Davide Zanone e Deborah Meneghini, precipitati mentre scendevano dalla cima del Gran Zebrù. Quest'anno stavamo giusto festeggiando il centenario della nostra fondazione ed eravamo in fermento come sezione e diciamo questa notizia ci ha veramente sconvolto. Storica commerciante del centro storico, insieme al fratello Giovanni gestiva il negozio di pelletteria di famiglia in piazza Giorgione, ma il suo tempo libero era tutto per le sue montagne e per i viaggi. Collaborava con Avventure nel Mondo. Un'anima bella, Mochi. I compagni sono ancora sotto shock. Dal sindaco di Castelfranco, Stefano Marcona, oggi un pensiero per la famiglia Reginato, già duramente provata dalla perdita del papà di Monica, scomparso 2 anni fa. La famiglia Reginato è una famiglia per bene e alla quale non si può voler bene e quindi io voglio essere vicino a loro e virtualmente abbracciarli e essere insomma partecipe in questa disgrazia che non si può commentare.